5, 4. Tanto piacere Pamela. Ciao Elena. Ah, pensavo che vi conoscevate. Non ti ha fatto dirette Sì, scontri. ci conosciamo di nome, ma insomma non ci siamo mai incontrati, credo. Eccoci. 5, 4, 3. Rieccoci tornati nuovamente in diretta per l'ultimo confronto senior della settimana. Oggi mercoledì 13 maggio 2026, con noi un confronto tutto al femminile, e anche mercoledì prossimo sarà un confronto tutto al femminile, per cui è tutto bellissimo questo e siamo ben contenti. Peraltro mercoledì prossimo ci sarà anche la conduzione al femminile, per cui sarà tutto femminile, tutto bellissimo, siamo ben contenti di questo. Oggi invece ci sono anch'io, vabbè, insomma vi dovete accontentare, cosa volete. Diamo il bentornato in stretto ordine di alfabeto: Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, Pamela Rabaccio, vice segretaria provinciale della Lega. Bentornata. Grazie, ciao a tutti. Grazie, Benissimo. ciao Elena, ciao Luca. Partiamo subito con Elena. Secondo voi a Trieste, dati gli ultimi episodi di cronaca, rissa, coltellamenti, Maranza che creano disagi notturni in diverse zone della città, vedi ad esempio zona via Lazzaretto Vecchio, piazza Venezia, Riva, ma non solo. Secondo voi a Trieste c'è un problema di sicurezza o è solo una percezione? È colpa dei media che veicolano un certo messaggio e non c'è questo problema? Allora, c'è una certa drammatizzazione, però il problema sicurezza è reale, non è solo una sensazione. È evidente che c'è una forte crisi nella popolazione, una crisi che potrebbe avere molte origini e che però non trova soluzioni. Io ho visto passare negli ultimi anni decreti sia nazionali che regionali sul problema della delinquenza giovanile o degli atti commessi, cioè a partire dal decreto Caivano, che aveva dentro tutta una serie di fattispecie, fino al recentissimamente approvato decreto sicurezza della regione, che si concentrano su questo problema, ma secondo me si concentrano su questo problema in modo repressivo. Ora, una parte del disagio giovanile è legato alla rabbia che provano giovani che si sentono privati di un futuro, che non hanno possibilità, che si sentono continuamente sottovalutati, derisi o addirittura insultati dai media, dalla politica e in qualche modo non gli diamo nessuna speranza, però gli chiediamo di comportarsi bene. Ora, questa rabbia, le normative recenti tendono a comprimerla, a reprimerla, cioè la repressione è quella che io vedo come leitmotiv. Ma la soluzione non passa tanto per la repressione, tant'è che negli ultimi 3-4 anni, a forza di decreti, perché Caivano mi pare sia del 2004, non è che la situazione sia migliorata, anzi è peggiorata. Quindi è evidente che la repressione non è la soluzione sarebbe probabilmente offrire delle possibilità, investire. Ma qui si tende a disinvestire sul sociale, a disinvestire sui servizi, a disinvestire sulle attività legate al disagio, e invece si tende a investire in armi, in repressione e poco altro. Ecco, questa è la mia sensazione. Poi, il fatto che a Trieste il problema sia concreto è un dato di fatto. Pamela, prego. Allora, rispondo puntualmente innanzitutto all'intervento di Elena. Io credo che i cittadini hanno bisogno di risposte e non di giustificazioni. Non è l'approccio corretto. D'altro canto sono contenta invece che il tema della sicurezza venga finalmente sdoganato anche dalla sinistra, e spero che così si possa iniziare un dialogo per andare ad affrontarlo in maniera seria, in quanto è inutile
non dà risultati mettere solamente un cerotto, bisogna curare dall'interno. Per cui, appunto, Elena diceva andare a curare la società. Secondo me bisogna fare un lavoro anche indietro nel tempo, capire perché capitano questi fatti, chi li commette. Sicuramente anche l'immigrazione incontrollata ha creato un danno ingente. Dopodiché, se vogliamo parlare della crisi delle nuove generazioni, assolutamente ci sta, ma è un altro paio di maniche. Una cosa gravissima è che purtroppo le nuove generazioni non hanno più rispetto di chi indossa una divisa. Quindi se una volta bastava vedere un poliziotto per strada a rendere l'ambiente più sicuro, se pensiamo bastava uno sguardo, l'idea anche a scuola con i professori, uno sapeva stare al proprio posto. Adesso non ci sono regole. Il problema è questo, manca l'educazione, dobbiamo saper rimettere al centro della nostra società dei valori. Prego Elena. Allora, benissimo, mi sta bene, nel senso, è vero che la gente ha bisogno di risposte, ma io credo che abbia più che altro bisogno di soluzioni. Io sto vedendo reiterare sempre lo stesso meccanismo e mi pare che non funzioni, che non dia la soluzione auspicata. In compenso si presta un sacco di propaganda. Ho fatto un nuovo decreto sicurezza. 6 mesi dopo ho rifatto un altro decreto sicurezza. Adesso è appena uscito, all'inizio di maggio mi pare, quello regionale, e notizia di ieri esce Carlo Grilli dicendo che servono nuove norme sulla sicurezza. E scusami, non parlo di immigrazione perché mi pareva che l'argomento della serata fosse la delinquenza giovanile, chiamiamola. Cioè, poi se vuoi parlare di minori non accompagnati è ancora un altro argomento, ma non c'è, o di ragazzi cresciuti qui ma immigrati di seconda generazione da famiglie straniere, e questo è ancora un terzo argomento. In realtà non c'è una prova statistica che la criminalità giovanile, permettetemi questo termine perché non me ne viene un altro, sia legata all'immigrazione. Perché in Maranza non sono necessariamente nordafricani piuttosto che dell'est europeo, piuttosto che di qualche altra, da qualche altra parte, cioè di qualche altra origine. Sono misti, molto spesso ci sono moltissimi italiani, moltissimi ragazzini che non hanno nessun ascendente straniero coinvolti in quelle che vengono chiamate baby gang. Quindi è relativo. Io credo che il problema, e lì possiamo essere d'accordo, sia anche un problema di educazione. Quello che io noto è che la nostra generazione, quella degli attuali cinquantenni, non è evidentemente capace di avere delle competenze genitoriali. I nostri figli, cioè per fortuna non le mie, ma voglio dire, i figli di questa generazione tendono a essere più fragili, tendono a essere più aggressivi, tendono a essere meno rispettosi. Evidentemente noi cinquantenni non abbiamo saputo insegnargli l'educazione. Allora su cosa dobbiamo intervenire? Sui ragazzi o sui cinquantenni? Sui loro genitori? Okay. Pamela. Beh, sicuramente c'è questa forbice molto ampia tra fragilità e aggressività, nel senso che i ragazzi riescono a essere allo stesso tempo molto fragili e altrettanto aggressivi. Questo fa sì che non siano gestibili, nel senso che è anche molto difficile aiutarli, quindi è proprio un problema della nostra società. Prima abbiamo fatto questo incipit, questa introduzione parlando di sicurezza, e la sicurezza ovviamente va intesa in senso ampio e, ahimè, almeno citare il problema dell'immigrazione per dover di cronaca andava fatto.
Se vogliamo concentrarci sui giovani, sono d'accordo sul fatto che serve che tutte quante le compagini si sedano attorno a un tavolo e mettano un po' dei paletti, perché veramente siamo a un punto di non ritorno per garantire una vita anche serena ai nostri ragazzi, perché se andiamo al di là del fatto che compiono dei reati, se guardiamo l'individuo, sono ragazzi infelici e una società con persone infelici non va da nessuna parte. Questo non significa però che non dobbiamo mettere delle regole, perché secondo me dalle regole del gioco si parte poi a discutere. Si possono poi valutare maglie più larghe, più strette, però dei punti fissi ci devono essere e proprio per questo si è creato, secondo me, la crisi giovanile, proprio perché si è stati forse troppo generosi, si è concesso un po' troppo. So che Elena volevi aggiungere qualcosa, non eri molto d'accordo? Sì e no, nel senso, io non la vedo tutta questa generosità, cioè a me pare che questi ragazzi siano completamente privi di possibilità, abbiano un tessuto sociale sempre più in crisi, con famiglie sempre più impoverite. Dov'è sta generosità? Lo Stato non ha nessuna generosità nei confronti di questi ragazzi. Quello che io vorrei è che ci fosse un po' di fantasia, no, diciamo di capacità di innovare, cioè invece di essere sempre solo repressivi. In tanti stati del nord Europa è stata sperimentata la giustizia riparativa, ad esempio, che sono delle pratiche che criminalizzano meno e educano di più, e i risultati sono stati brillanti, soprattutto sulla microcriminalità giovanile. Io non capisco perché non si riesca a imparare dall'estero buone pratiche da importare anche relativamente facilmente. E credo che se noi ci poniamo l'obiettivo di risolvere il problema più che dare una risposta ai nostri elettori, forse andiamo un po' più lontano. Pamela, prego, dopo continuiamo col secondo tema. Sì, torno sul punto della generosità. Credo che a prescindere una persona deve essere educata nel rispetto delle regole, non perché vede che ha un futuro difficile davanti, allora devo così graziarlo e dire poverino. Perché se facciamo un esempio guardando al nostro passato non troppo lontano, tutti quanti, faccio un esempio, gli esuli che sono dovuti scappare, non avevano niente, si vedevano maltrattati da tutti quanti, eppure sono cresciuti con la schiena dritta e sono diventate veramente anche delle persone con un ruolo nella società. Su questo intendo la generosità, no, su questo non ci siamo. Per quanto riguarda invece il fatto di valutare buone pratiche, reinserimenti, sono d'accordo, anzi ho ricevuto anche diverse segnalazioni di famiglie che hanno poi difficoltà nel saper aiutare anche i propri figli per essere un po' reinseriti dopo aver commesso, essersi trovati nelle situazioni, diciamo, fuori legge, per cui va rivisto un pochino il meccanismo. Benissimo, perfetto. Continuiamo con il secondo tema, ovviamente vi ho dato più tempo per questo perché c'erano diversi punti di vista, ovviamente diversi, c'è stato un bel dibattito per cui vi ho dato più spazio. Passiamo al secondo tema, ovviamente più prettamente di strategie politiche in vista delle prossime elezioni. Poi ci direte voi se saranno più elezioni amministrative o elezioni politiche. Partiamo con Pamela. Oggi è venuto fuori il sondaggio di gradimento dei presidenti della regione e Massimiliano Fedriga ha trionfato al primo posto dietro al collega Stefani del Veneto, per cui insomma è stato il primo posto, solamente era secondo dietro Zaia, invece quest'anno Zaia non c'è più, Stefani è appena stato eletto, quindi Fedriga ha trionfato. Ecco,
Questo è ennesimo, evidentemente, successo personale del governatore rispetto a questa classifica che lo vedo sempre primeggiare. Potrebbe avere in qualche maniera un impatto, un peso sulle sue scelte riguardo al suo futuro post Presidente della Regione, fermo restando che al momento il terzo mandato non ne sarà possibile, sembrerebbe che insomma diciamo di possibilità che possa passare insomma ormai siano ridotte al lumicino, e se effettivamente diciamo si va verso un Federica candidato sindaco, oppure secondo voi questo gradimento lo potrebbe portare da un'altra parte, più verso Roma? Prego Pamela. Allora, non lo dico perché faccio parte del suo movimento, ma Vabbè, i numeri sono numeri, insomma, cioè il 65%, voglio dire. Oggettivamente il nostro governatore governa senza urlare e veramente rappresenta tutti quanti nelle istanze che porta avanti. Visto che parliamo di numeri, i bilanci regionali sono migliorati di anno in anno. Questo significa quindi che le politiche portate avanti sono vincenti e soprattutto anche gli investimenti fatti vanno verso le famiglie. Quindi collegandoci al dibattito precedente, è chiaro che la regione e le istituzioni devono andare a sostenere i nuclei familiari, e per questo sono stati fatti degli investimenti per aiutare i giovani nello sport, che ricordiamoci, se fanno sport non sono in mezzo a una strada e si riesce ad aiutare anche le famiglie. Sostegni per la casa, un aumento per le pensioni minime. Questo è molto importante, veramente rappresenta tutti. Quindi fatta questa premessa, io credo che possa veramente fare tutto perché ha delle grandi capacità, e mi auguro anche che possa anche avere la libertà di scegliere anche lui un percorso per se stesso e non solo per gli altri, perché quando la scorsa volta appunto si era candidato per le prime regionali aveva rinunciato a un altro percorso a Roma, per cui col senno di poi sicuramente è stato più avvincente, ha dato più soddisfazione in questo percorso regionale, però io credo che oltre al politico dobbiamo ricordarci anche della persona. E per una risposta alla domanda, verso Roma o verso Trieste? Ma mi auguro, ecco, che C'è rispetto, diciamo, non quello che dici tu, quello secondo te, questo sondaggio, questo diciamo studio, dove lo porterà secondo te? Se avrà un impatto? Ma io credo che non serva così tracciare una via adesso, perché lui in 5 minuti, quando prenderà la scelta, darà il massimo di quello che è il suo potenziale, per cui dove va farà del bene, quindi è ininfluente che sia qua o a Roma. Prego Elena. Ma dal mio punto di vista non è ininfluente, nel senso che oggettivamente Federica è un avversario pesante, perché è un avversario, come giustamente ricordato da Pamela, estremamente popolare. E io poi posso obiettare su un sacco di cose, per esempio non vedo cosa abbia a che fare la regione col pagamento delle pensioni, ma è relativo. Io non ho la più pallida idea se Federica voglia candidarsi a Roma come, che ne so, potenziale sindaco di Trieste, non credo, cioè se uno deve scegliere tra Roma e Trieste immagino che sceglierà Roma, però questo non lo so, anzi francamente mi auguro che sceglierà Roma da triestina, e sono curiosa perché il centrodestra regionale perde in una botta sola di Piazza e Federica, perché non si possono ricandidare né in regione né come sindaco. Questo apre una serie di possibilità molto interessanti per il fronte progressista. E sono curiosa di vedere chi sarà proposto poi alla resa dei conti al posto loro.
perché io non vedo candidati altrettanto potenti, ecco, altrettanto d'impatto. Pamela? Sicuramente a Trieste serve una persona anche carismatica come sindaco, perché il triestino è abituato a votare qualcuno di carisma, però mi sento anche di dire che tolto così la punta di diamante in comune e in regione, dobbiamo ricordarci che dietro c'è anche una macchina, nel senso che loro sì hanno indirizzato, hanno fatto molto, però mi auguro che la struttura continua a reggere, per cui si può tranquillamente andare ad individuare un delfino. Elena, chiudiamo? Sì, sì, appunto, sono curiosa di vedere il delfino. Per il momento, con tutto il rispetto per la macchina, io credo che la gente non voti la macchina, vota la persona, che che in primis per noi del Movimento 5 Stelle è un po' un problema, perché non siamo così noti come persone, ed è, sì, e sarà interessante. Io credo che il centrodestra stavolta farà un po' più fatica, ecco. Perfetto, ci stiamo avviando verso la conclusione. Ovviamente la domanda che facciamo sempre è collegata però a questa, però la facciamo sempre, quindi vediamo un po', quindi a un anno praticamente dalle elezioni, perché siamo il 13 maggio, manca un anno, perché insomma ci stiamo avvicinando sempre di più, quindi vediamo un po' se le vostre risposte cambiano, rimangono le stesse rispetto all'altra volta. A oggi chi è il candidato sindaco favorito dell'altra coalizione? Elena per il centro-sinistra, centro-destra, pardon. Babuder. Pamela Scusa, per il scusa, stiamo parlando di comune o di regione? comune. Babuder. E provincia? Ah, Beh, tu me l'hai tirata fuori, allora hai ragione, mi complico la vita. Carlo Grilli. Pamela, per il comune? Per il Allora, centro-sinistra? ti do il nome, ma ti prego di ascoltare anche la motivazione. Allora, il mio nome è Cosolini e lo nomino perché nell'ultima settimana è uscito sulla stampa per parlare di basket, e quindi anch'io volevo così fare un in bocca al lupo alla squadra della nostra città. Per la provincia? Per la provincia, Patuanelli. Elena è contenta? No, cioè sì, ma se fosse per me potrei candidarlo in ogni dove, ma se potessi scegliere sarebbe in regione. Adesso vediamo perché. Perfetto, benissimo. Vi ringraziamo per essere stati molto con noi. Elena Danielis è portavoce e coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle. Pamela Rabaccio, vice segretaria provinciale della Lega. Noi ci vediamo tra 10 minuti per parlare di truffe e serrature. Per cui mi raccomando, ci sono delle nuove truffe a Trieste legate al mondo delle serrature. Per cui molto interessante, vi daremo dei consigli su come non farvi fregare. E ovviamente se avete problemi con le vostre chiavi che non entrano o così via. E dopo alle 20.45 avremo ovviamente sempre un riferimento a Elena in qualche maniera, perché nel weekend ci sono tanti eventi politici di diversa tipologia a Trieste che riguardano tutti gli schieramenti, tra cui anche un importante del Movimento 5 Stelle, seppur non brandizzato Movimento 5 Stelle, ma andremo anche a scoprirlo. Vero, sì, perché è affascinante. È una sperimentazione sociologica abbastanza. Ma ne parleremo verso le 20. Scientifica. Verso le 20.52, così sapete quando collegarvi. E noi appunto ci vediamo, ovviamente ringraziamo Pamela ed Elena, domani alle 20, giovedì 14, Giovani al Voto, quindi ovviamente l'approfondimento dedicato ai giovani, e poi riprenderemo lunedì con il nuovo confronto la settimana. Grazie, arrivederci. Grazie.